Deve fare un prelievo al Postamet. Sì, è da un pezzo che dobbiamo fare i prelievi al posto, proprio qui, dall'ultima acqua grande che c'è stata, lo sportello è completamente chiuso e abbiamo fatto anche una segnalazione via internet, ci hanno risposto dopo 3 mesi, che si scusano del ritardo della risposta, ma del riabilitare il Postamat non c'è traccia. Il cartello di indicazione dell'ufficio postale di Fondamenta del Gaffaro, vicino ai Tolentini, che da qualche giorno giace a terra nella vicina fondamenta del Magazzin, è per certi versi simbolico di un servizio che, oltre al guasto del Postamat, che oramai risale a novembre, vive dal post-Covid di un orario di apertura ridotto, come ci segnala questo utente. Questa filiale qui purtroppo è aperta 3 giorni alla settimana e lo stesso vale per l'Ista di Spagna, che però è aperta tutti i giorni ma solo al mattino, quindi via Garibaldi era chiusa e dopo un flash mob, manifestazione eccetera, finalmente è stata riaperta, ma non è un servizio da dare ai cittadini. Dal post-lockdown questi uffici sono aperti solo lunedì, mercoledì e venerdì mattina. Poco distante, in fondamenta del Magazzin, il cartello di indicazione della filiale è caduto davanti all'ingresso della fioreria di Roberto Banditelli. Sarà stato 3-4 mesi che era pericolante, ma mi ho consegnato più di qualche volta o quei di turno o quei di passaggio e non mi tocca a me, e mi tocca a me, e uno che ha scritto dopo non ho visto niente. Però il problema era che questo è pesante, se succede, fatalità se capitate notte, se niente, se durante la giornata normale, quello poteva comprare qualche duni. Per alcuni gli orari ridotti con cui hanno riaperto alcune filiali delle poste possono rappresentare un problema. Da qua tocca andare fino a Rialto, alle poste centrali. Sì, ma anche lì ci sono stati dei problemi, perché io ho accompagnato un conoscente, ad esempio, alle poste dell'Ascensione, che ovviamente è aperto solo al mattino e ancora una volta 3 giorni a settimana solamente, dove si chiede tra l'altro di chiedere appuntamento. È un peccato che si chiama lì, si chiama Rialto, si chiama qui, solitamente non rispondono al telefono.